Salve ragazzi, siamo qui su Valheim, probabilmente capitolo finale oggi. Siamo lì vicino all'ultimo mostro, posizione dell'ultimo mostro. Vediamo un po' che cacchio c'è. È una cosa molto strana, cose di pietra così. Vabbè. Quindi Sarà siamo qua al qui con il centro. vichingo Pisa e il vichingo Chrome. A un di cazzo è? Arrivo. Offering Ball, qui mi sa. Mystical Altar, ok. C'è l'altare mistico. Sì, Antena aspetta Chrome rutica. e offre. Offrita bene. Dobbiamo mettere questi qua, no? E vitticco l'altare Eh sì, Ah, mistico. uno, due. Dobbiamo mettere i totem dei Fooling. I Fooling sono quei cosi che noi chiamiamo Goblin. Quegli oggetti, quegli esseri raccapriccianti verdi. Chrome è lì in lontananza e si fa... Ragazza che era morto là. Dai, manca l'ultimo totem, ci siamo? Magnate. Mangiamo una salsiccia. Energia a manetta. Quando ci siete ditemi. Qua io ci sono. vai. Pesa? Sì? Mhm. Dai, attiva. Azione. Vediamo un po'. Fammi mettere in posizione da combattimento. Dove è apparso? Mm. Qua? Da qua sotto, guarda. Sotto? Qua, giusto? Parla pure. 13. 10.000 frecce. Mm. Te fai la Mi sta. tattica. La tattica delle 10.000 frecce. Che è anche lento. No, proprio un bello schifo, cazzo. Un po' brutto, sì. Occhio, occhio. Sta per sparare qualcosa. Sta per ruttare. Oh, lancia. Oppala. Sono Cazzo! morto. No, fuoco, cos'è? Ah, bisognava farsi la pozione per la resistenza al fuoco. Minchia, mi ha messo fuoco a manetta. E anche a me. Ho ammazzato tutti. No, 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 noi siamo vivi. Ah, solo me. Perfetto. solo che ti toglie talmente tanta energia che... Sì, C'è... guarda qua, partono proprio... No, è qua, là, sto morendo anch'io. Dovete, Attuazione al fuoco. Sì. dovete mangiare cose, ma non gli tolgo nessun tipo di... C'è. Come si fa la cosa al fuoco, Lallo? La resistenza al fuoco? E poi... Ma non gli sto togliendo nulla proprio. 8. Là. E poi spara queste cose, tipo... Vabbè, io sono morto. dal Come cazzo fuoco. facciamo? Sì, bisogna fare 1000 pozioni di resistenza al fuoco. Cioè, con l'idromele. E cosa serve per fare resistenza al fuoco? Minchia, molla delle fiammate. Ho notato. Guarda, poi lancia queste cose, vabbè. Si sta pure rigenerando l'energia, non fa... No, con l'arco non ce la facciamo, ragazzi. Dici di no? E guarda quanto si rigenera. A meno che... Freccia del gelo. Poi guarda qua, prendi fuoco e ciao. Fammi provare. Merda, mi sono addormentato. Cazzo, che palle.
ragazzi, siamo di nuovo qui. Abbiamo preso pozioni della resistenza al fuoco e frecce al gelo. È l'unico modo per riuscire a fargli danno e resistere, perché come vedete lancia delle ruttate. Mangia pesante il ragazzo. Eh, insomma, siamo qua dietro di te, Pisa, un burdo della foresta. Il problema sono queste esplosioni che non si vedono minimamente. Io non le vedo partire, portana troia. Sì, sono difficili da evitare. Però se stai dietro un po' la roccia ti copri. Bene. Ma quelle che passano dall'alto, io non le vedo proprio partire. Lallo, ci sei? Ecco il corpo, minchia. No, queste cose qua. Eh sì, queste un po' ti fregano. Infatti sono morto. Ottimo. Però Sì, dobbiamo... la pozione non serve a niente comunque. Come non serve a niente? Un po' fa. Mm. Ma dici, boh, a me sembra Però dai, poco e niente. dobbiamo andarci... Il rutto lo puoi schivare con la capriola, è abbastanza semplice. Questi sono quelli che non riesco. Quando mi arriva la fiammata così. Tana troia. Che ho fatto 1 metro, ho preso di tutto. Spazzatura. Incredibile. Da dietro, se lo becchi da dietro ti toglie a 40 e qualcosa. Che palle. Sa che se gli stai troppo vicino ti fa partire queste cose in testa. Ci siamo tutti e tre, sì? E io Quando siamo tutti e tre gli togliamo molta più roba. Bisogna tenerlo lì vicino al coso e imboscarsi dietro la colonna, capito? Così almeno non ti bravi. Il problema per me sono queste meteoriti di fuoco, non le vedo proprio quando le fa partire. Devo stare attento a quello che fa lui. Vai che da qua non passi, testa di cazzo. Se ci avviciniamo e gli diamo una sciabolata, dici che gliene togli di più energia. Forse No. sì. Però forse finché abbiamo frecce. Ma sì, dai. Ah, là sta facendo partire. Sì, sotto le rocce che fanno a scudo, dici, no? Ah, io mica sto dietro la colonna perennemente. Ma se non spari non andiamo da nessuna No, parte. vabbè, aspetta. Minchia, quello scoppio là è... Che guardo, ma ha messo fuoco solo che lo sfiorato. Minchia. Dove è finito? Qua.
Sì. Mo mi arriva un full. No, minchia, questo cazzo di gas. Minchia, no, Cioè, che palle. Dai, vieni qua, bastardo. Minchia, ancora vivo, e vaffanculo. Dai, 35. Eia, già Oh, ripassa. prova a dargli un paio di sciabolate. No, che prendi fuoco. 40, 50, sì, gliene stai Sì. togliendo da dietro. Com'è Quando andata? spara è meglio però, perché mi è un po' scoppiato. Vabbè, una tattica rischiosa, però gli hai tolto 150. Pezzo di merda. Mangiatevi la torta di... che vi dà un botto di energia. Oh, puttana. No, ma come cazzo ha fatto a vedermi da lì? Tipo, ci mancava il calabrone. Oh. Brasil. Rilassarino, vaghitteso, minchia. Dai, ma come fa a passare in mezzo alla roccia questa roba qua? Le rompe le rocce. Mi serve resistenza al fuoco. Merda, lo vedi? Che cacchio è quello? Non puoi mangiare altro pane, mi sono fatto un su spuntino, là 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 là. Dai, non ci posso credere. Resisti. Minchia, che culo. Lallo, dai ti fa esplodere. Cius. Porca zozza.
Dai, continuiamo con frecce. Porca troia. Cioè, non fa ad avvicinarlo proprio. No, ma sempre a me arrivano queste cose. La puttana. Brasi. Eh, cioè, tutte le ho prese, tutte me le sta dando. Ma sta quasi morto, eh. Mo mi arriva anche il Lox. Ops. Ehi, vieni, coglione, che ti ammazzo, vai, stronzo. Là, No, sto... 19 l'ho ammazzato, testa di cazzo. Sai volare, testa di cazzo, sai volare. Questo è il trofeo. E queste Minchia, là cose... quanto è cazzo di il cubetto di... Nuova Yakult. materia. Aspetta, to. Aspetta, prendo... Ok Prendi ragazzi. quello E cos'è? e tendisci, te Nuovo lo regalo. materiale. Ragazzi, abbiamo distrutto l'ultimo mostro, non era così tanto complicato. Ora prendiamo di nuovo il portale, torniamo a casa e vediamo cosa succede a mettere l'ultimo trofeo. Molta eccitazione oggi. Sì, speriamo finisca questo gioco perché ne abbiamo un po' le Con le balle palle piene. piene. Eh, sì, ci vediamo all'altare dei trofei, ragazzi, ok? Ok, quindi siamo sull'altare, mettiamo l'ultimo trofeo, vediamo un po' che succede, resistenza a tutto. Minchia. Guardiano sacrificato. Ah, Resistenza al fuoco, attiviamo. diventato un bell'altare così. Ok, e quindi? Ah, cioè praticamente ti fai un culo per mettere questi cosi qua. I poteri cosmici. Cioè, Higuain non Niente. viene nemmeno... Non viene a dirci nulla, Higuain. Manco Finito un così. complimento. Cioè. Minchia, cioè, che cazzo di... cioè, non finirà, non... Magari dobbiamo trovare qualcos'altro nella mappa ora. Boh, vedi, ah. Oh, Dobbiamo andare a fine mappa, dobbiamo esplorare tutto. Non è funziona. E boh. Ragazzi, non lo sappiamo. aspetta, ci ha aggiunto... Cos'è Cosa ha questo? aggiunto? Ha aggiunto... No, non ha aggiunto niente. Come? Sì, sì, ammacchiavo. Oh, c'è un bottino nella mappa, ma... Che non avevo notato prima. Quello è il Pisano, quello è il mercante. marcante, Ah, puttanetta. eia. Relassa libero. Minchia. Minchia, sei rotto troppo Fatti mio, cazzo. una camomilla. Minchia. Insomma, il gioco finisce, non finisce. Mi sa che non Boh. finisce, no? Boh.
Ragazzi, questo è quanto, non saprei che dire, cioè, vedremo se il gioco finisce così o no. Se finisce così, grazie per averci seguito, questo è l'ultimo episodio di Valave, non ne vogliamo fare più, ci siamo stancati. Vabbè, ci informiamo adesso come finisce. Dai, informati un po' ora, fatti una lettura online, che cazzo ti devo Mm. dire? Boh. Torniamo al villaggio. Bene ragazzi, che dire, dopo una veloce ricerca online abbiamo capito che il gioco non ha una fine. Si possono spendere giorni divertenti a costruire, a potenziare, a prendere fuoco come Chrome sta facendo per tutto il tempo che volete, insomma, Molto È un gioco divertente. Poco infinito. ripetitivo. sì, insomma, le ultime giornate sono state un po' noiose, a dire la Stressanti, verità. Faremo Quasi una... un incubo a momenti. sì, abbiamo Che fatto più frustrante. come obbligazione che per divertimento, obbligazione ai nostri fan. E insomma, faremo una Poi era per recensione. vedere Il un po' come gioco... finiva. L'abbiamo Cosa? fatto per voi. Sì. Il So gioco più c'è il che suo altro era per perché. vedere come finiva, ma non finisce. Il gioco c'è il suo perché, però le meccaniche sono piuttosto ripetitive e ci hanno un po' stancato. Già a metà gioco eravamo un po' stanchi di fare sempre le stesse cose. Comunque, vedremo cosa propongono gli sviluppatori per i nuovi update. Sono previsti diversi update, quindi magari tra qualche mese gli ritorneremo a dare uno sguardo. Quindi questo è quanto dai tre vichinghi sardi. Se vi è piaciuto, se vi è piaciuta la nostra storia, sottoscrivete, mettete subscribe, mettete vi piace, ricordatevi, noi siamo in Nuragi Gamers qui per voi. Ci sentiremo presto nei prossimi giochi. Quindi buonanotte da Pdor A presto. Da Lisa. Chrome, e Chrome metallico. A presto ragazzi, buonanotte. metallica.